Si prospetta un autunno caldo con numerosi scioperi e manifestazioni in piazza anche per il comparto agricoltura e foreste. I sindacalisti della FLAI CGIL Sicilia sono sul piede di guerra per rivendicare i diritti dei lavoratori tra stabilizzazione, aumento delle ore di impiego e la sottoscrizione di una carta degli impegni morali. La FLAI CGIL si mobilita per combattere lo sfruttamento del lavoro bracciantile, realtà tristemente diffusa nell'isola, dove il sindacato stima percentuali di lavoro in nero del 25% e di lavoro irregolare del 48%. Che per il settore dell'agroalimentare ci sono delle aree dove si può crescere, dove ci sono delle aziende importanti. Il problema è il mercato, il problema è il trasporto, il problema è la commercializzazione, perché le aziende ci sono anche aziende importanti, però il problema è come il prodotto arriva, diciamo, al consumatore, quindi dal trasporto alla commercializzazione. Questo è il problema vero della Sicilia. In Sicilia l'apparato industriale, quello pesante, intendiamo, facciamo un esempio, Fiat, si sta creando una sorta di desertificazione industriale. In alternativa noi proponiamo di investire, creare servizi, creare occupazione proprio nel settore agricolo, nella trasformazione, nell'industria alimentare, perché sono da secoli le nostre ricchezze dove si può creare produttività, dove si possono creare eccellenza, dove si può reale esportazione e dove si può reale effettivo lavoro. L'impegno è stato costante, incominciano sin da ora anche queste iniziative a farle ragionare anche in termini diversi, perché l'organizzazione sindacale e l'impegno sindacale non può essere solo visto e finalizzato solo alla conquista sociale, ma deve essere anche come un momento di crescita ricreativo, culturale, che coinvolge non solo i lavoratori ma anche le famiglie. Nel frattempo anche i segretari di FLAI CGIL hanno incontrato l'assessore regionale alle risorse agricole e alimentari Elio D'Antrassi per una verifica sulla situazione forestale e specificatamente sullo stato di attuazione dell'accordo sottoscritto il 28 aprile 2011 tra i sindacati di categoria ed il governo della regione. Nell'incontro si è convenuto che l'assessore D'Antrassi nella prossima riunione di giunta di governo porterà la delibera che autorizza l'azienda regionale Foreste Demaniali alla prosecuzione dei rapporti di lavoro fino al raggiungimento delle giornate di lavoro previste dall'accordo. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è scaduto o si dovesse concludere a breve non si procederà ad alcun licenziamento ma ad una sospensione tecnica. Nel ribadire la volontà del governo a rispettare l'accordo, l'assessore D'Antrassi si è impegnato per le eventuali situazioni di criticità a reperire le risorse occorrenti. Ce ne sono alcuni che vanno bene, altri che vanno meno bene.